numero delle dismissioni, per cui gran parte delle società e delle partecipazioni diciamo, sono di rilievo diciamo, non importante. Il core, l'elemento importante è quello di fare delle dismissioni, razionalizzazioni che consentono due cose: da un lato di incassare delle risorse, perché ce lo chiede la legge, ci chiede di dismettere quanto le cose, diciamo, le partecipazioni non necessarie e non utili, e quello anche di razionalizzare, cioè la cosa importante è fare sì che le società con cui il comune, di proprietà del comune, che sono da un lato nostre controllate e dall'altro controparti, quindi avere la capacità di tenere quelle società in equilibrio finanziario, facendole lavorare meglio, e in questo modo consentire anche al comune di diciamo, spendere un po' meno, perché è quello che ci viene richiesto. La logica della razionalizzazione è quello che da una parte il comune spende meno, però spendendo meno, evitando però che queste società vengano messe in sofferenza finanziaria. Uno degli elementi, diciamo l'elemento caratterizzante di questa attività e di questo piano è la fusione tra AMT e Sostale, che è un diciamo, elemento significativo, importante e qualificante dell'intero piano. È quello, la legge di stabilità, le norme nazionali, la stessa Corte dei Conti ci chiede di razionalizzare. Noi facciamo una realizzazione che peraltro è nelle logiche delle cose, perché chi si occupa di trasporti si occupa anche della sosta. In molte parti dell'Italia le società che svolgono il trasporto locale hanno anche la gestione della sosta. In questo modo noi otteniamo non solo una razionalizzazione che è nella logica del servizio, dell'oggetto sociale di queste società, ma abbiamo una riduzione dei costi operativi, al di là dei costi dei consigli di amministrazione o delle elezioni generali, che sono importanti, ma non è questo il problema. È nella razionalizzazione della gestione tipica. Noi abbiamo uno studio secondo cui all'esito di questa fusione si ottengono circa 450.000-500.000 euro di risparmio l'anno solo in ragione della fusione. Quindi questo è quello che ci chiede la legge e questo noi facciamo, e questa, devo dire, la fusione è l'elemento caratterizzante di questa attività come razionalizzazione.